Ha confessato Vincenzo Galiano, il 79enne di Favara, dopo 3 ore di interrogatorio svolto al comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, ha ammesso di aver esploso diversi colpi di pistola per difendersi contro Baldassarre Contrino, di 73 anni. L'omicidio è avvenuto ieri mattina in via Felice da Sambuca, nel quartiere di Favara Ovest. Fra i due favaresi pare che vi fossero stati pregressi alterchi e litigate per vari motivi. Ieri dalle parole si è ben presto passato alle armi. Vi è stata una colluttazione durante la quale il 73enne Baldassarre Contrino avrebbe tentato di scagliarsi contro Vincenzo Galiano con un'ascia. Il 79enne avrebbe tirato fuori per difendersi un vecchio rover calibro 38 e avrebbe fatto fuoco contro Contrino. Il 73enne, seppur colpito da numerosi colpi di pistola, è stato riuscito a mettersi a bordo del trattore ed ha cercato di allontanarsi, si è però accasciato poco dopo sul volante. I carabinieri hanno prima sequestrato l'arma, la pistola è stata rinvenuta sul selciato. I militari hanno appurato che il rover fosse detenuto dal 79enne illegalmente. A quanto pare si tratterebbe di una vecchia arma che Galiano aveva ereditato da uno zio che aveva in macchina solo perché stava per portarla ai carabinieri per denunciarla. L'anziano che ha esploso i colpi è stato rintracciato poco dopo ed è stato portato prima al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove i medici gli hanno applicato alcuni punti di sutura alla testa e gli hanno medicato altre ferite riportate anche al volto. Poi è stato portato al comando provinciale dell'Arma, dove carabinieri e il PM Chiarabisso lo hanno interrogato per circa 3 ore. Alla fine l'anziano, rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero-Vetro, ha ammesso, nonostante lo stato confusionale nel quale si troverebbe, d'aver sparato per difendersi. Alla fine l'anziano, rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero Vetro, ha ammesso, nonostante lo stato confusionale nel quale si troverebbe, d'aver sparato per difendersi. Vincenzo Galiano è stato portato alla casa circondariale di Contrada Petrusa. È una mentalità che deve essere portata a termine, bisogna smetterla con questa mentalità, bisogna smetterla con l'omertà, bisogna smetterla col farsi giustizia da sé, bisogna smetterla col tenere armi illegali in casa. Occorre avere fiducia nella magistratura, nell'Arma dei Carabinieri, nelle forze di polizia. E ancora una volta è una lite banale, una lite che si protraeva da tempo peraltro, non denunciata, e anche i contesti familiari l'hanno sottaciuta questa rivalità e poi esplode drammaticamente in una mattinata, provocando insomma una vittima e buttando sostanzialmente nella disperazione le due famiglie. Tutto questo non è ammissibile, non si può più stare così, bisogna fare un cambio culturale, un cambio di mentalità. In questo caso la presenza attiva di un testimone che è intervenuto, addirittura ha disarmato l'assassino, ha chiamato i carabinieri e quant'altro. È un dato positivo. Piena sinergia con la Procura della Repubblica, capillarità sul territorio e una pronta reattività di tutto il dispositivo. Questi sono stati un po' gli ingredienti di questo risultato che ha portato alla cattura in poche ore del responsabile di questo omicidio. Si è trattata di un'attività attivata immediatamente che si è sviluppata appunto su un territorio perfettamente conosciuto dai carabinieri e che quindi ha portato alla risoluzione di questo caso.